Nulla per il territorio agrigentino, e questo è il commento lapidario dell'Ordine degli Architetti di Agrigento sui contenuti del PNRR, che pur avendo riservato a Mezzogiorno ben 82 miliardi non prevede alcuna grande opera pubblica per superare il grave isolamento infrastrutturale della Sicilia, in particolare della provincia di Agrigento. È uno scandalo, afferma il presidente dell'Ordine degli Architetti Rino Lamendola. Siamo profondamente delusi dai contenuti dell'ultima versione del PNR, che prevede nulla di rilevante per le infrastrutture a servizio del nostro territorio, il quale rimane ancora una volta tagliato fuori dai grandi collegamenti portuali, aeroportuali, su linea ferrata veloce, su strada gommata. Sul tema delle infrastrutture, la rete delle professioni tecniche a cui aderiscono gli ordini professionali, stiamo organizzando per il prossimo autunno un evento finalizzato a lanciare un appello alle istituzioni competenti affinché siano investite nuove risorse per la realizzazione di una serie di interventi infrastrutturali organici per potenziare il sistema portuale, aeroportuale, ferroviario e stradale a servizio della Sicilia centro-meridionale e soprattutto del nostro territorio agrigentino. Siamo profondamente delusi della gestione del Recovery Plan e soprattutto dei contenuti del PNRR che in materia di infrastrutture riserva solo briciole per la Sicilia e nulla di rilevante per il territorio agrigentino, che ahimè rimane ancora una volta tagliato fuori dai grandi collegamenti stradali, ferroviari, portuali e aeroportuali. Abbiamo negli ultimi mesi apprezzato i segnali positivi pervenuti dalla regione siciliana, che si sta impegnando molto, sta investendo molto nella manutenzione della viabilità interna provinciale. Abbiamo anche apprezzato la proficua cooperazione tra Stato e Regione, grazie alla quale è stato recentemente pubblicato il bando per la progettazione esecutiva della strada Mare Monti, che costituisce un'importantissima arteria di collegamento dei comuni dell'entroterra agrigentino che fanno parte del settore del versante dei Monti Sicani alla viabilità statale, quindi segnatamente alla 115 e alla 118. Però siamo convinti anche del fatto che per alimentare una ripartenza dell'economia locale siano necessari anche e soprattutto i collegamenti veloci con la grande viabilità regionale e nazionale, sia necessario un aeroporto a una distanza ragionevole, facilmente raggiungibile in meno di un'ora dal nostro territorio, e abbiamo consapevolezza che sia ormai indifferibile il potenziamento del nostro sistema portuale al fine di garantire l'attracco delle navi da crociera e dei mercantili che transitano nel Mediterraneo. Da questo punto di vista il Recovery Plan, e in particolare il PNRR, costituisce un'occasione perduta per il rilancio socio-economico del nostro territorio. La rete delle professioni tecniche a cui aderiscono tutti gli ordini professionali dell'area tecnica sul tema delle infrastrutture sta organizzando per il prossimo autunno un grosso evento con l'obiettivo di lanciare un appello alle istituzioni competenti affinché vengano stanziate nuove risorse per colmare questo grave gap infrastrutturale e quindi per potenziare il nostro sistema portuale, aeroportuale, stradale e ferroviario. Tutto questo nella consapevolezza che se la nostra terra riuscisse a superare quel gap infrastrutturale che negli ultimi decenni l'ha progressivamente isolata dal resto del paese, potrebbe autorevolmente riproporre il proprio ruolo di porto d'Europa nel Mediterraneo, non solo dal punto di vista politico e culturale, ma anche dal punto di vista turistico, economico e commerciale.